che rende questo libro differente rispetto a quanto stabilito, diciamo, nel graphic journalism da Joe Sacco, che è il primo che crea l'evento del graphic journalism e apre la strada al graphic journalism stesso, e in qualche modo tranne alcune storie che mi sembra che non appartengano neanche al corpus vero e proprio del libro, quelle iniziali che avevo già visto poi sull'internazionale, no? Tranne alcune storie mi sembra che la presenza comunque dell'autore sia un po' defilata, no? Si cerchi di far parlare le cose, e una cosa che viene ripetuta più volte non sono qui per dare dei giudizi. Il giudizio ovviamente è inevitabile, è una dichiarazione etica, non sono qui per dare giudizi, non ne voglio dare, non è il caso di darne, ognuno se possibile si faccia la sua idea. È chiaro che un'interpretazione invece estetica è molto forte, quindi le cose ci vengono trasmesse in un certo modo. C'è il bianco e nero forte, deciso degli schizzi della storia quella che non racconta Igor, ma che Igor ci distilla per introdurci ai racconti delle persone, che sono i rapporti dei servizi segreti dell'epoca, della NKVD e OGPU. E la cosa che muove di più è il fatto che ci sia intimità nella grande storia, quello che mi sembra che la ricerca un po' anche nell'altra versione narrativa di Igor è quella di cercare intimità nel racconto, e in questo momento, se noi leggiamo questo libro, troviamo che c'è intimità nella forma di storia. Non a caso è dedicato a una persona che appare all'inizio e muore alla fine di questo racconto. Non vi ho svelato niente perché non è un colpo di scena. Non è un colpo di scena. Organizzi delle interviste anche perché molte persone fanno resistenza. Nikolai Vasiljevic ci ha fatto tornare 3 volte, non voleva parlare. Poi le interviste le storie sono più o meno lunghe a seconda anche della maggiore o minore reticenza di chi parlava. Nikolai Vasiljevic non voleva parlare assolutamente, poi quando ha parlato ha raccontato tutto, e infatti sono 40 pagine di racconto le sue. E ci sono altre persone, anche per esempio il libro era chiuso quando Galia mi ha detto: ma come non intervisti la tua babushka, perché era questa donna con la bilancia che mi aveva sconvolto già la prima volta che l'ho vista, perché non capivo cosa stava facendo, era lì con un bastone, una bilancia, e c'erano meno 19, e io ho detto: ma cosa fa quella? Non credi che sia possibile che una persona pretenda di pesare qualcuno che è vestito con 500 kg di cappotti e di cose, no? Non pensi che non c'è un senso in tutto questo? E poi ti dice vuole 5 copechi, che sono meno di un centesimo, non se ne fa nulla, nel senso che la vita lì è diventata talmente cara che non sopravviverebbe neanche, per pesare le persone. Allora lì rimani disarmato, cioè tu dici: va bene, ma perché io vengo dalla parte ricca, cioè che cosa è successo qui?